Inaugurazione della nuova ala dell'Umberto I qui a Montebelluna, assessore regionale, un altro tassello per l'offerta sociosanitaria in questo territorio. Sì, noi sappiamo che oggi abbiamo una popolazione che invecchia in maniera molto forte, un invecchiamento forte della popolazione, un'aspettativa di vita molto più lunga, famiglie più fragili che hanno bisogno di essere accompagnate, hanno bisogno che i propri cari siano presi in carico in strutture di protezione e qui insomma siamo proprio in questa direzione. Una nuova ala, quindi nuovi spazi, nuovi logistica, attrezzati anche a quelli che sono i bisogni della popolazione anziana, saper rispondere insomma a quelle che sono state anche le possibili, speriamo di no, emergenze, pensiamo all'emergenza Covid che ci ha insegnato anche a progettare e programmare in maniera diversa, ma credo che qui insomma ci sia anche la necessità di mettere insieme la presa in carico dell'anziano fragile accanto però al proprio domicilio, vicino ai propri familiari, con una presa in carico continuativa e con un centro pluriservizi che possa quindi dare sia la residenzialità diciamo così ad alta intensità ma anche la semiresidenzialità con i posti per i centri diurni e quelli anche con la protezione per le persone con demenza, con Alzheimer, che sappiamo hanno bisogno degli spazi protetti, degli spazi attrezzati. È chiaro che rimane anche per queste strutture il problema del personale, anche loro come noi nel sistema sanitario hanno difficoltà a reclutare infermieri, operatori sociosanitari, ma c'è un lavoro e un tavolo anche regionale su cui ci stiamo confrontando su questa materia.